Assessore, oggi si riflette di Veneto come regione gradita dal turismo. Ci sono stati anni record, conferma del trend quest'anno, dell'anno scorso, che era stato un anno record. A questo punto, ad un passo dall'inizio della stagione estiva, che dovrebbe essere già iniziata, che bilancio si può fare? Diciamo che noi intanto veniamo da una stagione del 2018 con i dati statistici che abbiamo in mano molto positiva in termini di presenze turistiche. Faccio notare però che la crescita che c'è stata nel 2018 era una crescita leggera legata allo 0,2%, mentre ci sono territori che per esempio crescono molto di più. Penso alla stessa provincia di Treviso con lo 6,5%, ma anche altri territori, soprattutto quei territori legati alla possibilità di far vivere al turista un'emozione, un'esperienza particolare. Penso per esempio all'area del Prosecco, l'area del Soave, l'area del Valpolicella. Ecco che tutte queste aree che si collegano un po' a quel tema legato al turismo slow, cioè lento sul territorio, dove appunto far vivere un'esperienza, dove collegare il mangiar bene al bere bene, dove vivere la natura, oltre che alla cultura che c'è sul territorio, stanno diventando quelli che possiamo chiamare i nuovi prodotti turistici, no? Il cicloturismo in particolare con la bicicletta elettrica sta permettendo anche, diciamo, alle persone meno propense all'utilizzo di questo mezzo di potersi muovere in compagnia, magari assieme ad altri che invece il mezzo lo sanno utilizzare molto meglio perché sono più preparati fisicamente. E quindi i circuiti che si stanno generando in Veneto da questo punto di vista sono molti. Creare prodotti turistici diversi significa dare una qualità maggiore al turismo in Veneto, ma soprattutto dare delle alternative ai turisti. Oggi qui sono presentati due studi. Uno parla dei risultati, perché si parla di innovazione di prodotto, ma anche innovazione di strumenti di vendita del prodotto, e l'agenzia online è diventata quasi imprescindibile per organizzare le proprie vacanze, addirittura un gradimento altissimo. Cosa sta succedendo in questo ambito, che poi è anche uno degli elementi su cui come assessorato al turismo della Regione Veneto puntate, incrementare proprio la comunicazione, la rete, il sistema, il portale? Assolutamente sì, stiamo lavorando molto sul tema del digitale. Abbiamo fatto un nuovo portale turistico, il www.veneto.eu, che invito tutti ad andare a vederlo, un portale che è stato premiato una settimana fa a Milano come il miglior portale delle pubbliche amministrazioni legate al turismo a livello nazionale, ed è un portale che mette insieme tutto il territorio, cioè dà la possibilità al turista, ma anche ai veneti che vogliono scoprire cosa c'è di alternativo all'interno della propria regione, di poter visitare non solo le destinazioni, quindi i posti, ma anche appunto i prodotti turistici, cioè tutto ciò che si può fare in Veneto indipendentemente dal luogo. Questo è importante, e vediamo che il gradimento all'interno dei social, dell'online, dei booking è positivo per quanto riguarda l'offerta turistica veneta, e questo penso che sia dovuto anche al grande lavoro che negli anni si sta facendo di aumento della qualità dell'offerta. Io comunque continuo sempre a dire che non dobbiamo sederci sugli allori, ma la parola d'ordine è innovazione. Dobbiamo continuare a investire da questo punto di vista. La Regione fa bandi continuamente per l'aumento dell'innovazione. Ora uscirà abbiamo fatto un bando sulla creazione delle cosiddette reti di impresa, quindi per creare prodotti turistici nuovi. Tra poco uscirà un nuovo bando per quanto riguarda la commercializzazione di queste reti all'estero, cioè una volta costituite le reti di impresa, costituito il prodotto turistico, bisogna anche veicolarlo all'estero, cioè per avere incoming, per avere persone che vengono a usufruire di questo prodotto, e questo è ciò che si sta facendo. Le OLTA, le online travel agency, è impossibile cancellarle, vanno gestite, e quindi noi stiamo entrando in questo settore in maniera dolce, ma ci stiamo incuneando per portare quella che è la nostra idea, le nostre professionalità, per gestire anche appunto il settore online. Tra i tanti segmenti che compongono il turismo in Veneto c'è anche quello del turista in barca. I porticcioli sono tantissimi, non ne abbiamo consapevolezza, dove uno arriva, pone la barca, perché non è che il porto è solo metto la barca e vado verso la Croazia o l'Istria, no, ma c'è un progetto, arrivi con la barca e magari arrivi dalla Croazia e scopri il Veneto.
Assolutamente sì, i porti sono molto molto importanti, i porti turistici, perché danno la possibilità appunto non soltanto di permettere a coloro che viaggiano in barca di potersi fermare anche magari in momenti difficili di burrasca, e quindi il porto è sempre considerato come sicuro perché soprattutto per i velisti, ma è importante anche perché dà la possibilità a molte persone di vedere cosa c'è nell'entroterra, e quindi l'idea del porto turistico attrezzato che dia dei servizi, ma attenzione, non soltanto il porto che dia i servizi per chi rimane in porto, ma il porto che promuove anche il territorio che gli sta alle spalle, quindi avere una sorta di pacchetto turistico o di tour operator in porto che aggancia queste persone che si fermano e le portano a vivere un'esperienza nell'entroterra è fondamentale, ed è esattamente quel connubio che noi cerchiamo di valorizzare. E il Salone Nautico di Venezia come si contestualizza? Perché all'Arsenale, tra l'altro, un gradito ritorno. Il Salone di Venezia è sempre un'eccellenza, è un gradito ritorno senz'altro, è un'eccellenza per questa città e una grande opportunità che si dà anche a persone, diciamolo pure, facoltose che vengono a vedere questo salone, di poter scoprire non solo la città ma anche ciò che ci sta attorno. Quindi sicuramente è un ritorno importante che, se mi permettete, eleva un po' la qualità anche della recettività del turismo di Venezia. Noi abbiamo bisogno anche di questo, perché noi non abbiamo bisogno soltanto di grandi flussi turistici, di grandi arrivi e di grandi presenze, abbiamo bisogno anche che ci siano persone che rimangono nel territorio e soprattutto che spendano nel territorio. Mi occupo di nautica da diporto e l'innovazione di cui parliamo è più sul processo che sull'offerta turistica, ovvero sull'integrazione di quello che offre naturalmente la città più bella del mondo, ci permettiamo di dire, coniugata nell'ambito della sua laguna. Ecco che l'innovazione arriva sì attraverso gli strumenti digitali e all'integrazione del prodotto, al booking online, non ancora abbastanza diffuso nella nautica da diporto relativamente agli ormeggi, ma soprattutto all'offerta integrata del territorio vissuto dal punto di vista del porto turistico. Che cosa significa offerta integrata? Cioè, al di là dei servizi, un velista o delle persone che arrivano in barca al porto vuole avere anche l'opportunità di avere un piano di scoperte, di itinerari turistici intorno a ciò che lo circonda? Sì, partiamo dall'assunto che il porto turistico, il porticciolo, il marina che dir si voglia, è la porta del territorio che lo circonda. L'ospite arriva al porto turistico dovendosi informare, dovendo assaporare quello che è l'ambiente, l'atmosfera e vivendo un'esperienza appunto diciamo integrata. Nello specifico vuol dire servire l'ospite medesimo, informarlo su quello che riteniamo essere le attrazioni più interessanti del nostro territorio, quindi continuiamo a dire guardiamo Piazza San Marco ma magari a mezzanotte, visitiamo i musei della città ma nei momenti più particolari o durante le mostre di nicchia, guardiamo anche agli artisti emergenti e soprattutto esploriamo il territorio lagunare. Che cosa organizzate nello specifico per i vostri ospiti? Ma di base ci concentriamo sull'integrazione del servizio tecnico di cui un'imbarcazione ha ancora bisogno, e qui parliamo di artigianato, di assistenza tecnica e di tutti i servizi per la Laggio e il Varo delle imbarcazioni e l'assistenza proprio fisica, rispetto invece alla degustazione dei prodotti più interessanti, all'indirizzo rispetto alle tappe più curiose del territorio veneziano e alla comprensione, o meglio partendo dalla comprensione di 50 km da esplorare, 500.000 metri quadrati di playground, diciamo così, lagunare, senza dimenticarsi che al di là dell'Adriatico non troviamo un antagonista, un competitor, ma un altro bellissimo territorio da esplorare che è la Croazia. Il turismo di chi appunto arriva in porto, approda in porto, i turisti che approdano in porto sono solo ricchi? No, per nulla.
non è una tematica di ceto, il porto turistico abbraccia veramente ogni natante, imbarcazione o nave da diporto. Chiaramente ci poniamo verso il cliente ideale, che non è quello con la barca più grande, ma è quello con l'unità o la barca che dir si voglia più curata della sua categoria. Se uno ha una barca piccola ed è perfetta, un piccolo riva di 6 metri ha pari dignità di un'imbarcazione di 25 o di 50, purché sia coerente rispetto all'unità che ha. Quindi tendenzialmente il porto turistico si deve posizionare un po' come un albergo, un ostello non è come un albergo a 6 stelle, ma deve essere una struttura molto più flessibile, un po' come sono alcuni campeggi di alta gamma. Ci troviamo spesso clienti esigenti, forse perché vengono da un ceto sociale o comunque da un posizionamento e quindi una capacità di spesa importante, ma non è raro trovarseli in costume sulla propria unità e la sera a cena nel miglior ristorante di Venezia. Il Salone Nautico, il ritorno del Salone Nautico addirittura all'Arsenale, e nel momento in cui abbiamo la Biennale d'Arte. Che cosa significa, che cosa rappresenta? Proprio in quest'ottica di conoscere ciò che ci circonda nel momento in cui arriviamo a Venezia, nei porticcioli di Venezia. Ma mi permetto di dire che non è il ritorno del Salone Nautico, ma è una prima assoluta. Questo modello di manifestazione vive quest'anno una sua prima edizione con tutte le caratteristiche di un prototipo che dovrà chiedere la comprensione dei visitatori di fronte a un prodotto che potrà non essere completo, come invece sarà sicuramente dopo 2 o 3 edizioni, ma che sicuramente si pone come una novità, sia per la location, sia per il segmento a cui si riferisce, sia anche giustamente per quello che dicevamo, essere la voglia di far tornare un entusiasmo legato all'industria e all'economia del mare, e perché no all'arte navale, visto che di fronte c'è la Biennale d'Arte Contemporanea. Il Salone è un'occasione strepitosa per la nautica veneziana, per la marineria in generale, che non nascondo, a mio avviso, è stata trascurata, non solo dalle istituzioni ma anche dagli stessi operatori. Quindi la volontà di mostrare il meglio di Venezia vista dall'acqua e di risvegliare gli interessi del mercato, sia dal punto di vista di chi compra sia dal punto di vista di chi vende servizi o prodotti della nautica, credo sia una straordinaria occasione per gli operatori ma anche per Venezia. Parlando della sua marina, lei è molto impegnato, no, in questo progetto, sono tanti anni, a che punto è arrivato, che cosa si sente di dire oggi? Ma dal punto di vista così un po' confidenziale mi sento di aver vissuto una startup troppo lunga per una serie di motivi che possono essere analizzati da vari punti di vista, sia istituzionale che soggettivo, sulle condizioni per un investimento importante che prende spunto dalla nautica da diporto per rigenerare una porzione rilevante del territorio veneziano. È un po' come se fosse un approccio inverso rispetto all'usuale. Non si tratta di aggiungere una ciliegina ad un progetto di sviluppo immobiliare, non è un porticciolo con alcuni ormeggi che si aggancia ad un progetto immobiliare, bensì la rigenerazione dell'isola che nasce dalla nautica da diporto. Sono 24 ettari di territorio che ospitavano non solo un importante monastero nel Medioevo, ma soprattutto un'industria militare dismessa. Per oltre 10 anni ci siamo occupati della pulizia e della impostazione amministrativa del grande progetto di riapertura dell'isola alla città per farne un parco animato e alimentato dalla nautica da diporto. Per questo motivo, in definitiva, dopo 15 anni il progetto finalmente vive una vera restart-up,
è un porticciolo rilevante con circa 400 ormeggi che servono imbarcazioni di ogni natura, dal piccolo natante fino al super yacht, e che si compone finalmente presentandosi come Marina Resort integrato con tutti quei servizi che il diportista dovrebbe apprezzare.